la torta nuvola. Voi l'avete mai fatta? E già, pigliate carta e penna e venite a presa a me. Uova e separate i tuorli dagli albumi. Scorza di limone, scorza di arancia, 250 g di ricotta, 150 g di zucchero e 150 g di farina 00. Iniziamo a montare gli albumi e ci inseriamo lo zucchero un poco alla volta, così man mano che montate ci inserite lo zucchero. L'altra metà dello zucchero l'ho conservata perché lo useremo per i tuorli. Qua guardate, deve venire come se fosse una panna. Adesso montiamo i 3 tuorli con il resto dello zucchero. 3 tuorli, uniamo la ricottina, l'arancia, la scorzetta d'arancia, la scorzetta di limone e qualche goccia di vanillina. Se non la tenete liquida la potete usare anche quella là, una bustina a polvere. Tempo che facciamo quest'altro mesca francesca, accendetevi il forno a 160 gradi. Adesso sto mescolando la ricotta, i tuorli, lo zucchero, la vanillina e le scorzette di arancia e limone e fate una bella crema. Ho preso una ciotola più grande perché così no tutto un mesca francesca che dobbiamo fare non ci va. Ecco qua. Qui uniamo la farina così, i 150 g di farina un po' per volta. Nel frattempo prendete un ruoto, questo qua io l'ho preso da 24 cm ed è molto alto, l'ho rivestito con la carta da forno e un po' di staccante, voi ci potete mettere un po' di burro. Il mesca francesco è pronto, ecco qua. Ora ci mettiamo i tuorli d'uovo che avevamo fatto prima e li incorporiamo piano piano così dal basso verso l'alto perché si dà accorpare tutta l'aria. Ecco qua, piano piano, questo è il movimento che dobbiamo fare. Vedete? Piano piano. Prendete la placca del forno, mettete sul rutiel e tutto un giuciamento che abbiamo fatto, il mesca francesca, e lo buttate dentro al rutiello così. Poi ve la sistemate un poco tutto torno e va livellate. Sempre nella placca del forno aggiungete l'acqua, ecco qua, e adesso siamo pronti per entrare nel forno. 160 gradi per 45 minuti, mi raccomando, ogni tanto idrata l'occhio. Ora qua ragazzi, è pronta. Come bellella, piccerella e bellella e saporita. Una bella cascata di zucchero a velo e assaggiamo. Vediamo com'è venuta, mamma mia, una nuvola, ecco qua, assaggiamo, vediamo, questa torta nuvola vi è piaciuta? Scrivetemi nei commenti.